È stata la splendida location di Via Veneto a Roma ad ospitare la cerimonia di premiazione della 15ª edizione della Pellicola d'Oro, promossa ed organizzata dall'associazione SAS Cinema, presieduta dallo scenografo e regista Enzo De Camillis e dedicata ai mestieri e all'artigianato del cinema audiovisivo italiano, che sono l'ossatura portante di un film. Un impegno il loro che è frutto di tenacia, fantasia, capacità professionali e passione. La serata è stata condotta da Sabina Stilo e Beppe Convertini. Tantissimi gli ospiti come il premio Oscar attesissimo Paolo Sorrentino, che ha ricevuto dai professori e studenti della scuola Cine TV Rossellini il premio Miglior Film per Partenope. Il regista è stato accolto dall'assessore alla cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio. Premi speciali all'attività artistica sono stati assegnati a Stefania Sandrelli ed Enrico Montesano. Premio speciale alla carriera ad Armando Grottesi, inventore del Dolly. Tommaso Ragno ha ricevuto il premio come miglior attore per il film Vermiglio di Maura Del Pero e Carmine Recano per la fiction Mare Fuori 4 per la regia di Ivan Silvestrini. Miglior attrice Serena Rossi per il film Il treno dei bambini di Cristina Comencini, mentre per la sezione fiction ha vinto Lunetta Savino con Libera di Gianluca Mazzella. Ci sono due motivi ben precisi. Uno, credo che sia l'unico premio alla Pellicola d'Oro che riconosce i mestieri e l'artigianato del cinema, i titoli di coda, quindi che nessuno mai si ricorda, che nessuno mai legge, ma credo che siano l'ossatura importante del film. Sono 15 anni che facciamo questo premio, la 15ª edizione. La cosa importante è che Via Veneto e l'associazione di Via Veneto ci ha accolta, sono 3 anni che lo facciamo qui e mi sembra che ci sia comunque un sentimento, come posso dire, di affetto rispetto al cinema e a Piazza Fellini, che stiamo qui sul posto. Il Nubbio Roma Cinema è indissolubile, il cinema è la più grande industria, non solo culturale, la più grande industria romana, dà da lavorare a tante persone. Che ci sia un premio che riguarda proprio le maestranze, le scenotecniche, i tecnici, i fotografi, la produzione, la post-produzione, è fondamentale per dire ancora una volta che questa è la capitale del cinema italiano. Lo dicono i numeri, che il 60% delle produzioni italiane, che sono tante, avvengono a Roma. L'altro anno hanno girato oltre 30 produzioni internazionali, quasi 200 produzioni nazionali. Siamo sulla buona strada. Il fatto è questa festa, che questa 15ª edizione del premio avvenga su strada in Via Veneto, insomma è un segnale di controtendenza che vince anche la dimensione nostalgia, ma ci proietta nel presente, cioè nella grande capacità di Roma di produrre cinema.